Ecco che in ritardo. Ogni settimana presentiamo un blocco del programma. Abbiamo presentato la settimana scorsa la riforma dei costi della politica, quindi tagli alla politica, e stamattina ho presentato lavoro e impresa. Questo comune anche a nome della nostra tutta cittadinanza. Grazie. Per quanto riguarda la sanità, un eterno problema delle attese, non c'è speranza, non so come dire. Se dobbiamo dare una svolta, questa speranza la dobbiamo sentire, la dobbiamo vedere e allora cogliamo la differenza fra il prima e il dopo. Vedete quei bambini lì? Sì. Bene, io ho in mente quelli lì. Brava. Io quando sento parlare un sindaco che va a letto col fucile, penso a quei bimbi lì. Perfettamente. Perché io non voglio che le mie città si trasformino in città militarizzate. Il nipotino questo. Che bello. Beh, se te vuoi buttarlo sul video, butto chissà che guadagni un onorevole anche a lui. Sì, La struttura sono circa 14 palestre oltre ai reparti, una piscina, abbiamo anche il giardino qua che serve per fare anche attività riabilitativa. Quindi un polo di eccellenza, quei poli di eccellenza che noi vorremmo. Perché oggi un imprenditore che assume con contratto a tempo indeterminato ha uno sgravio fiscale per i 3 anni successivi di 24.000 euro. 416° comune. Noi daremo ulteriori incentivi alle imprese che assumono, diremo basta ai tironcini gratuiti negli studi professionali. Bene ragazzi, ci vediamo lì. E voilà, pronti, come nuovi. Qui con noi Alessandra Moretti. Non costringo un anziano ad andare in ospedale, ma gli offro un servizio di prossimità vicino casa. C'è una favola che è quella raccontata da un presidente che racconta le favole, compresa quella degli ospedali aperti di notte, perché per tenere aperti di notte gli ospedali ha ridotto il tempo di disponibilità di una e adesso la sanità ci costa anche il triplo, perché ovviamente chi lavora di notte si fa pagare giustamente di più. Ciao, ciao, grazie. Alessandra è una donna, mamma di 2 bambini, ed è una donna tenace, umile quando ce n'è bisogno e soprattutto forte. Grazie. Poi la voto per te, però Grande! però mi devi convincere. Va bene, allora. Non con le parole. Però insomma con i fatti fammi governare, no?